Assessore Peroni, oggi 71 anni dalla strage di Vergarolla, una strage molto grave, spesso dimenticata in Italia, ma che segna un passo importante per l'importanza dei valori della democrazia. Sì, è una strage paradossalmente dimenticata, appunto a dispetto della sua entità anzitutto impressionante, di una crudeltà che ricorda quello che purtroppo le cronache di questi giorni ci raccontano per quello che riguarda la nostra Europa. Ed è però una vicenda storica che nella sua oscurità ha una funzione, a mio avviso, particolarmente significativa dal punto di vista del monito che ci indirizza, proprio il monito, i valori di democrazia e di tolleranza come antidoto alla brutalità, alla barbarie, dove l'uomo a volte è trascinato proprio dal lasciar prevaricare la violenza. Quindi è una vicenda che va ricordata anzitutto per dare tributo di giustizia minima alle tante vittime che ancora oggi attendono di sapere con le proprie famiglie, con i discendenti, chi ha armato quella mano assassina. Ma nello stesso tempo è un tributo di costruzione dell'edificio democratico in una dimensione europea come è quella che oggi ci consente, tra l'altro dopo tanti anni nelle quali non era neanche possibile essere qui al Cippo che ricorda queste vittime, di ritrovarci in una condizione di cittadini europei.